Esatto, questo qua va conficcato a cavallo del camminamento della talpa, perché è abitudinario. Quindi il camminamento fatto viene riutilizzato alla talpa. Allora, carico, conficco, la talpa passa, fa scattare il meccanismo e viene presa. Qual è l'origine dell'interesse per le talpe? Non è bravo, la pelliccia. Non è il problema del giardino che oggi passo con la mia facciatrice e rovino la lama, no? Il problema è il pelo, perché il pelo della talpa è preziosissimo. Facevano i corretti, facevano i polsini, facevano le cose, perché una cosa interessante qua qualcosa che ricorda la guerra, qui siamo sul fronte del Piave, gli eserciti prima guerra, gli eserciti si attestano al del Piave. Una volta finita la guerra ritornano i contadini ad appropriarsi di queste cose, trovano cose dimenticate dagli eserciti e nella fattispecie una daga, no? Una daga, cosa fa questo contadino? La modifica, taglia la punta e fa questa specie di lavorazione sulla punta, perché questo è diventato, siamo nella zona vicino dove cos'è diventato? Un coltello per raccogliere gli asparagi, quindi track e si raccoglie l'aspargo, quindi non si buttava via niente, è il leitmotiv di questa cosa. Altra roba interessante, questi qua questi sono i famosi giochi, no? Si vedono dappertutto, agriturismi che li adoperano come lampadari oppure appesi di qua e di là, ma non tutti sanno che racchiudono un concetto sociologico interessantissimo, che è questo qua. Vedete, in ogni gioco c'è questo sistema che si può regolare, è una sorta di regolarizzazione di che cosa? Del carico, cioè questi si chiamano carghe. Qui c'erano due animali messi in paniglia, però una volta non è che avessero stalle da 50 capi, magari ne avevano 2 o 3, che erano costretti a mettere 2 che magari non erano forti in modo uguale. Quindi il più forte doveva essere caricato un po' di più in modo da equilibrare il carico. Quindi si spostava il carico perché qua era dove veniva inserito l'asse famoso, cioè il timone per tirare. Esatto. Quindi da qui nasce il discorso tendai a carga. Perché do